Il rinato Raffadali vince la prima in casa all'esordio in Coppa Sicilia, competizione riservata alle società che militeranno a partire dal prossimo fine settimana del campionato di prima categoria. 6 reti inflitte dalla squadra allenata da Luigi Bordonaro alla malcapitata Libertas Siracalmuto, che dopo la delusione per la retrocessione dalla promozione è stata affidata alle cure del tecnico castrofilippese Claudio Cilona. La cronaca. Al 15° del primo tempo il Raffadale sbloccava il match, Casiano da palla a Giarrizzo che realizzava il gol dell'1-0. Al 20° lo Presti raddoppiava su uno scambio rapido. Al 45° arrivava il 3-0 con Arrigo sul rigore. Nella ripresa la Libertas Siracalmuto realizzava il gol della bandiera con Sardo su una bella punizione. Al 59° il 4-1 di Lopresti, al 63° il 5-1 di Bambà e il 6-1 autogol di Cino Gioacchino. La gara era valida per l'andata dei 16esimi di Coppa Sicilia ed il ritorno è previsto per il 9 ottobre a cambi invertiti.